vi ho appena fatto vedere i miei amiche convinte di mangiare qualcosa, ma fanno solo che alla sera, e ci hanno detto di provare ad andare a come si dice il paese? Come si dice? Insomma il paese Cadoneghe. Per cui adesso proviamo ad andare a Cadoneghe e vediamo se lì ci danno da mangiare, se ci danno da mangiare qualcosa. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Cadoneghe, qui c'è anche una rievocazione storica, adesso non sappiamo cosa riusciamo a vedere, comunque adesso vediamo cosa vediamo qui. Allora, adesso daremo a sentire la Giustina Renier, che adesso presenterà la famosa poesia. In acqua fredda. Sì, signori, questa è una poesia patriottica, è stata scritta da Francesco Dall'Ongaro, un poeta della provincia di Treviso. È stata scritta alla metà dell'Ottocento, Venezia spogliata, derubata, ridotta alla fame dopo due dominazioni, la francese e l'austriaca. Però a questa donna era rimasto l'amore per la sua terra e la speranza, come l'abbiamo noi, come sempre, che mai nulla è perduto. Perché ai veneti potete togliere tutto, ma non potete togliere una cosa importantissima: le mani, la forza dei veneti, i nostri dei e il nostro cuore. Allora vi dedico con tutto il cuore questa poesia, ascoltatela bene. Si intitola Gli anei e i dei. A senza passada, povera disgraziata, ma non ho visto ancora lo sposo che m'adora. Gavevo qua l'anello perché sposasse il mare. L'ho perso fin a qui, ma i dei non gli voglio dare. Ho visto il Bulcintoro bruciare per togliere l'oro. Ho visto i miei cavalli in Francia trasportai. Ma in cuore mi se resta l'amor di libertà. E se sendai a lei, me resta ancora idee. Francesco Baretta, Non passate in mezzo alla fila. mi sto guarda che prendo la bici e te la metto via. Se mi metti davanti agli occhi perché faccio il giro. Giardetti! E dopo aver mangiato tutto quel pesce stiamo andando a Calzignano Terme, che ci segna una mezz'oretta di strada, che anche lì dovrebbero fare una manifestazione di fiori, così vediamo anche questo paese. E dove abbiamo mangiato il pesce ci siamo presi anche la cena per questa sera, così in macchina abbiamo fegato alla veneziana, pollo fritto con patatine e dopo cosa abbiamo preso? E c'è un'altra cosa che avevamo preso, non mi ricordo più cosa. Fagioli all'uccelletto. E fagioli con tonno e cipolla, una cosa del genere. E invece di arrivare al paese che vi avevo detto, non abbiamo visto la manifestazione, stiamo girando un po' a vuoto, siamo arrivati in questo posto che è tipo un posto per camminare, qui in mezzo ai colli Ugani, qualcosa del genere. Però come posto è molto carino, sta arrivando un trattore di qua.
Quanto sono rimorchi? È molto, molto paesaggistico come posto. Noi a Rovigo e non in Trigo. Siamo persi. Però indichi il programma dove avevo guardato. No, il programma dove avevo guardato indicava che c'era una manifestazione, ma non c'è proprio niente. Sono per via giusta. Poi, proseguendo per la strada, poi questa peste l'abbiamo trovata, ma c'era solamente il stand gastronomico e una bancarella di ortofrutta, non c'era nient'altro, non ci siamo neanche fermati. Adesso stiamo tornando verso le nostre parti. E per concludere questa domenica stiamo pappando, io la granatina, fragola e limone, lui si è preso il gelatino che è quasi finito e lì per terra abbiamo preso 1 chilo di gelato per questa sera. Ho appena messo a andare la lavatrice, che probabilmente la sentirete, e vi metto qui o di qua una clip della cena che abbiamo portato a casa ieri sera, tenendo presente che invece di darmi il pollo fritto mi hanno dato le patatine fritte. Per cui così, insomma, quando mi hanno portato il pacco, lì i prodotti erano già chiusi, già accartocciati con la carta alluminio. Per cui ho pensato, sono 3 pacchi, ho preso 3 cose e non ho fatto caso a cosa ci fosse dentro. E invece di darmi il pollo fritto mi hanno dato le patatine fritte, per cui niente pollo fritto, non l'ho assaggiato. E ok, io adesso questo vlog lo chiudo qui e ciao!